Tito, qui ce l'attacca a Giangiana. Quando un medico è scarso e non sa curare, ti consiglia medicine che costano cari e invece di farti guarire, ti fanno stare male. La colpa, se non c'è la guarigione, è sempre del malato, che non solo paga, ma è pure rimproverato. Un medico scarso è bravo solo a farti spagnare e non rinuncia mai a farsi pagare. Oggi in Italia il popolo è malato, un medico scarso e con governo lo Stato. È inutile fare giri di parole, le cose vanno sempre a peggiorare perché invece di curare i mali si pensa solamente a cortigliare. Niente controlli seri, tante diagnosi e scarsi risultati veri. Ci sono tanti topi che sanno congiurare, ma non hanno coraggio di fermare gli atti delle mali e attaccarci i Giangiani.